Amici di Directa Sport, siamo a Usini, benvenuti al Peppino Sauda, qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres, Grifone giallo-verde, la prima giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C, 1 contro 1 con Fattati a sfruttare la sua velocità, prende l'area di rigore Ladu, prende il fondo, la palla a rimorchio per Marinic che prova a girare con il tacco. Qua la tira dopo l'incomprensione del difensore centrale della Torres, si va in verticale da Marinic che salta la diretta avversaria e porta in vantaggio la Torres. Servono solo 9 minuti alla squadra di mister Mario De Sole per trovare il primo gol del campionato. Torres in vantaggio. Borg, Ladu, spazio per il numero 9, sfida Fiore in velocità, mette una palla all'interno dell'area piccola, all'interno dei punti 16 metri, la battuta di Lombardo sul primo palo con i pugni. Sceglie poi il tiro in porta, gira al destro di Lombardo, ci arriva Antonelli. Borg, dare ampiezza, Ladu a sfilare e fa via in velocità contro Fiore, prende campo. Ladu, c'è il movimento di Marinic, eccolo il pallone per il numero 11 che fa a chiudere il triangolo. Ladu, l'uscita di Antonelli. Inoperosa qua, rischia tanto la Torres con Tola che perde palla al limite dell'area di rigore. In verticale, Borg da Ladu, limite dell'area, Ladu prova ad andare via in velocità, vince un rimpallo, poi incrocia il sinistro. Stringendo il Grifone giallo-verde a difendere a oltranza come ha fatto per gran parte di questo primo tempo. Pallone in area di rigore, Marinic col sinistro. Poteva avere guai peggiori di traversone per Ladu. Farris da Marinic, siamo ai 30 metri, elude l'intervento di Saccoman, Marinic al limite, pensa al sinistro. Poi il numero 8, il pallone per Marinic, area di rigore, Marinic col destro, il pallonetto vincente, ha raddoppiato la Torres, 19esimo minuto del secondo tempo, ancora Elena Marinic, 2-0 per la formazione di mister Mario De Sole. Giù il traversone alla destra, il controllo sbagliato di Farris, il destro di Fattati. Da Zara prova a chiudere il triangolo stretto, Lombardo al limite, incrocia al destro, 3-0 Torres, arriva la firma di Flavia Lombardo al 29esimo minuto del secondo tempo. La Torres chiude con anticipo la partita. Ora Fattati, il palo con Tola, c'è il tocco di mano del difensore centrale della Torres, calcio di rigore per il Grifone giallo-verde. Va Bevilà qua, parte col sinistro, Savitskite tocca ma non può impedire al pallone di terminare la sua corsa in rete, dunque accorcia le distanze il Grifone giallo-verde dal dischetto avversaria. Marinic, l'appoggio per Da Zara col destro, altro calcio di rigore, fallo di mano stavolta di Cecilia Conti, cartellino giallo per il numero 3, rigore da una parte, rigore dall'altra. Va Lombardo, 4-1, ancora Lombardo. Posizioni particolarmente decentrate, parte Fancelli, il cross sul primo palo, sbuca Soggia. Sono in 3 all'interno dell'area di rigore laziale, Campesi 1 contro 1, salta secco la diretta avversaria, si procaccia un altro calcio di rigore. Fischia Raineri, va Campesi, trova l'angolo, non si muove Antonelli, Torres 5, Grifone giallo-verde 1 e fischia ora 3 volte Stefano Raineri di Como, è finita. Torres, Grifone giallo-verde, ha vinto la Torres con il punteggio di 5-1.